Eh sì. Vi presento il miglior sommelier della regione Emilia-Romagna a tavola, che è la guida che è uscita praticamente, è stata pubblicata recentemente, che effettivamente per le nostre inchieste è l'ideale, perché noi siamo sulla via Emilia, quindi siamo in questa zona. È vero che prima del Covid abbiamo lanciato Via Emilia Best, questa che sì, è una sorta di ulteriore guida all'interno chiaramente della Via Emilia, che prosegue anche però verso Milano. Ecco, esiste Via Emilia anche fino a Milano, quindi chiaramente la nostra Via Emilia Best comprenderebbe anche non solo Milano e le sue anche più recenti 3 stelle Michelin, ma anche Senigallia con Ugliassi, che ne abbiamo fatto allungare fin là. Però per il momento rimaniamo su invece questa guida che è stata presentata in grande stile, perché poi sono tutti brand che devono essere presentati, ci deve essere bottura come minimo, altrimenti lascia stare, e quindi soprattutto se sei in questa regione, e quindi è stata presentata, dico bene, Sì. In Emilia. A Parma, dall'Alma, proprio All'Alma, ecco, dall'Alma, sì, l'Alma sì, quindi sì, Colorno, sì. esatto, una delle due università, se possiamo dire così, Gastronomico, del gusto, esatto, l'altra è a Pollenzo, se non ricordo male, sì. questa invece è alla Reggia di Colorno, quindi bellissima sede, anzi un'idea che non è male, però quando noi lanceremo via Emilia Best, molto probabilmente lo faremo in Romagna, adesso vediamo quale potrebbe essere il posto giusto, se poi c'è qualche consiglio lo accettiamo. Comunque ecco, il miglior sommelier tra l'altro di Forlì, Esattamente. proprio Io, città di Forlì, città di Forlì, nato all'ospedale allora Morgagni. Morgagni, esattamente, esattamente, Esatto, esatto. esatto. E bene, bene, quindi ci facciamo raccontare un po' la sua storia, come da Forlì appunto si può ottenere intanto quasi essere profeti in patria, che è la cosa più difficile, quindi riuscire ad avere successo nella propria regione. Magari ci sono stati altri momenti di questo genere a livello nazionale e internazionale, non lo so, lo chiedo. Sì, allora il mio percorso è un percorso un pochettino, diciamo, diverso dal solito, nel senso che non ho fatto scuole che sono legate alla, diciamo, all'alberghiero o a questo mondo, diciamo così. Quindi non è il solito caso voglia di lavorare, saltami addosso. Esatto. O comunque voglia di studiare. Ho Ecco, studiato, perché ecco. ho studiato tanto, nel senso che ho fatto il liceo scientifico a Forlì e poi dopo Di, l'università. di che anno è lei? 74. Quindi giovane. Ah, no, ecco, no, perfetto. No, no, perché mia moglie e mia figlia hanno fatto il liceo scientifico, però sicuramente mia moglie è del 62, mia figlia invece è dell'81, quindi non vi siete Non ci siamo incrociati. incrociati, no, no. Però grandissima esperienza, perché insomma ho dei ricordi bellissimi, quindi di una scuola che mi ha insegnato tanto, con compagni insomma con cui ci troviamo ancora tuttora. Dopo questo percorso, diciamo, il proseguo più, diciamo così, deciso era quello di fare l'università, e quindi ho seguito questa idea di andare all'università. E già il mondo, diciamo così, dell'alimentare, dell'agronomia mi interessava tanto, e in quegli anni partiva a Cesena Scienze dell'Alimentazione, ramo di Agraria di Bologna. Ah, ecco. Beh, devo dire, Quindi, interessante, interessante perché è abbastanza anomalo, nonostante invece possa sembrare la via migliore, forse oggigiorno, come dire, ci si butta proprio a capofitto, proprio andando all'università magari oggi, ma quei tempi là. no, infatti, non c'erano mini corsi, non c'era mini laurea, era una laurea in 5 anni, quindi Ecco, una ecco. cosa seria, ma non che non sia seria uno di 3 anni, però era proprio una scelta ben definita, insomma, per portare avanti uno studio, diciamo così, importante. E lì sono, diciamo così, nate tante passioni all'interno, diciamo, di questa veramente molto interessante università con corsi particolari. Adesso ricordo che c'è il corso di enologia lì proprio a Cesena, quindi già il mondo del vino comunque faceva parte di quel mondo, un ramo di enologia importante che fa riferimento poi alla cantina di Tebano, quindi vicino a Quindi per la Bresina. produzione di vini, quindi, Per la produzione ecco, di vino. ecco, quindi Esattamente. per tipo essere sia agronomo che enologo, chef de cave, Esatto, come esatto, direbbero molti esatto. francesi. Adesso escono parecchi enologi da questa università, Ecco. e vanno nel mondo del lavoro di Ecco, questa. ecco, ecco, ecco. Quindi no, diciamo un
percorso fino, non so, 23-24 anni senza, come dire, entrare in un ristorante, se non per svago. Per svago, sì, una grande passione da sempre, legata poi a... Sono un grande fruitore e rimango un grande fruitore di ristoranti, sono appassionato di cucina in tutte le sue declinazioni, quindi dalla tradizione all'alta cucina, dove poi sono finito, diciamo, per fortuna. E diciamo che quindi fino a, diciamo così, a 30 anni, no, 30 anni, in realtà la laurea è arrivata a 27 anni. Dopodiché sono andato in un laboratorio analisi, perché quello era il percorso, diciamo così, più lineare rispetto ai miei studi, dove sono rimasto per circa 10 anni a fare analisi, diciamo, in un laboratorio chimico, dove facevo analisi su pesticidi, quindi un laboratorio privato che faceva autocontrollo per alcune sostanze chimiche, soprattutto anche lì su verdura, frutta, anche l'uva, e quindi cose un po' tecniche. Diciamo. Quindi in un certo senso cibo e comunque bevande, come potremmo dire. Ecco, tra l'altro mi viene in mente un personaggio emiliano che sta circolando in queste ore, in questi minuti, perché evidentemente è in Spagna ed è un esperto di cucina molecolare, mi sembra, comunque, che è proprio parmigiano di quelle zone là, Cassi mi sembra, una cosa del genere, non vorrei sbagliare il cognome, e quindi, in effetti nell'ambito, diciamo, degli chef, sia dei sommelier, devo dire, non mi era mai capitata una cosa del genere, però mi sembra molto interessante, mi fa piacere che sia appunto un forlivese. Quindi ecco il momento in cui si entra in un ristorante, perché chiaramente normalmente si va al ristorante perché adesso poi si cerca proprio personale, ecco, quindi c'è grande richiesta nei ristoranti, negli alberghi, non si trova appunto il personale. Può sembrare la cosa più facile, no? Del mondo, ma in realtà qui invece stiamo parlando di un percorso diverso, dove quindi il ristorante entra in scena all'età di... Allora, a 34 anni decido di abbandonare, diciamo, il mondo del laboratorio che non mi apparteneva più, dove ho capito attraverso vari percorsi miei, diciamo così, personali, che avevo fatto delle scelte buone e giuste per la mia istruzione, ma che non sfociavano nella tipologia di lavoro che volevo fare. Cioè volevo fare esattamente questo, quello che da 10 anni più che faccio oramai, e quindi parlare di vino ai clienti, 24 ore su 24 si parla di vino, di cibo, unire le due cose, parlare con gli chef di come preparano un piatto. Volevo proprio fare questa cosa qui. E a questo punto decido di abbandonare il laboratorio. Chiaramente i percorsi AIS in realtà erano già stati fatti prima, quindi io sommelier lo ero già professionista, nel senso che non è che sono partito da 34 anni. Nel 2000 ho diciamo, l'attestato, diciamo così, quindi terzo livello, dopodiché appunto dopo questi corsi, tutti i percorsi fatti anche per quanto riguarda il degustatore ufficiale, servizio, insomma tutto quello che si poteva fare l'ho fatto, e inizio a fare qualche stagione in affiancamento al Grand Hotel di Rimini insieme a una bravissima sommelier che mi ha dato, albanese, Elida, che mi ha dato tanta fiducia e con cui ho iniziato a fare qualche serata per Capodanno come extra, e poi la stagione, piano piano vedevo che era un mondo che mi apparteneva, e quindi ho fatto queste prove prima di buttarmi completamente. E appunto lascio il laboratorio e vengo chiamato da uno chef che è Fabrizio Mantovani, FM, bravissimo, FM a Faenza, che era in procinto di aprire proprio FM, e quindi aveva bisogno di un collaboratore per poter aprire l'attività, quindi di gestione del bar, di gestione della carta dei vini. Stiamo parlando anche dell'hotel, del bellissimo hotel, che è anche un po' un museo all'interno, un museo delle ceramiche, che siamo a Faenza, e quindi Grand Hotel Victoria, se non ricordo male, che adesso è diventata una pizzeria, anzi Navis si chiama, proprio così, una catena di vari locali, e l'abbiamo seguito, devo dire, proprio anche durante il Covid, perché essendo
un albergo, chiaramente poteva servire anche per gli alloggiati, poteva cucinare, quindi fare queste pizze, quindi abbiamo provato la pizza durante il Covid, perché possono esserci anche delle pizzerie appunto in un albergo di un certo tipo, anzi la pizza è entrata parecchio, devo dire, negli hotel di lusso, magari a pranzo d'estate piuttosto che la sera, perché la pizza è sempre, no? La cosa che si serve la sera e non si serve a pranzo, ecco, quindi invece magari l'inverso sarebbe interessante, ecco, quindi bene, quindi questa parentesi faentina di un ristorante che tra l'altro si è fatto notare, non ha mai raggiunto la stella, però aveva delle buone quotazioni, quindi l'abbiamo in effetti seguito, e quindi questo è stato il primo ristorante. Diciamo come gestione del bar, sì, assolutamente sì, gestione anche della carta dei vini, quindi da partenza da zero, perché appunto, come dicevo, a Grand Hotel ero in affiancamento alle lì, da lì gestivo insieme a lei, insomma, clienti. Cos'era il periodo Battani, il periodo Battani. Coppola? Battani, ecco. Assolutamente Battani, sì. Quindi ho ricordi bellissimi, clientela internazionale, un grandissimo, anche lì un grandissimo sogno del signor Battani che si trasforma in questo hotel veramente d'altri tempi, che mi ha lasciato dei ricordi bellissimi. Beh, io ricordo con piacere che poi è arrivato Battani ha rispettato chiaramente il Grand Hotel di Rimini, che è quello che ha comprato, e mi ricordo che c'era questa caratteristica del Grand Hotel di Rimini di mettere un piatto di pasta praticamente al buffet, una cosa che si faceva a Rimini e non a Milano Marittima, mi ha poi detto proprio Tonino, appunto ai tempi, che era questa cosa che è rimasta, forse ancora, al Grand Hotel di Rimini. Ricordo che tra l'altro c'erano addirittura le tagliatelle col tartufo, quindi non quindi un piatto semplicissimo. Io devo dire che i buffet, o comunque appunto il servizio di buffet di questo hotel del Grand Hotel di Rimini fanno un servizio incredibile di prodotti freschissimi, di una qualità incredibile. Non è facile in un buffet dare questa qualità. C'è da chiedersi se Battani ha preso dal Grand Hotel di Rimini o il Grand Hotel di Rimini ha preso da Battani, anche perché Battani, io ho sempre detto, non lo batte nessuno, è imbattibile Battani, effettivamente sul buffet. Però devo dire che in versione invernale c'è un ristorante sempre segnalato dalla guida Michelin per tanto tempo, con addirittura, sembra addirittura 5 di quelle posate, no? Rosse, segno di amenità quando finisce la stagione estiva, quindi non c'è più, diciamo, la grande sala con appunto il buffet, qualsiasi cosa nel buffet, ma poi ci sono anche dei piatti serviti. E comunque questo ristorante che io ho scoperto casualmente appunto nell'estate. Mi ricordo questo ristorante, adesso non so come si chiamava Casa Sala, dove poi la sommelier ha avuto modo di esibirsi, devo dire, molto bene, con vini particolari del riminese barra Pesaro, e quindi Mancini, tanto per intenderci. Ecco, quindi i vini di Mancini, che sono chiaramente più quotati da quelle parti. Bene, qui noi siamo a Cesenatico, siamo al Magnolia, e quindi l'approdo qui. L'approdo qui è... Visto che il premio è riferito al ristorante, quindi all'operazione. È stato un Fabrizio Mantovani, c'è stata una che curasse la carta dei vini, e un giorno, diciamo così, ho ricevuto questa bellissima telefonata dove appunto mi chiedeva di fare 2 chiacchiere, insomma, e quindi per me arrivare, diciamo così, da comunque di gestione fino ad arrivare a un ristorante che aveva già una stella Michelin con una, diciamo così, aperto nel 2003, quindi comunque già una storia ben definita di altissima qualità. Devo dire, il mio entusiasmo è stato al massimo, trasformato in una, diciamo, collaborazione. E da allora io e i ragazzi poi della sala, perché siamo arrivati contemporaneamente nel 2013, io, il maître
che è Gianluca Seccarelli, che è un professionista nella ristorazione, perché è stato per tanti anni con Vincenzo Camerucci a Lido. Ah sì, uno dei due gemelli. Ecco, Esattamente. perfetto. E un altro ragazzo che è con noi da quel tempo, che è un chef de rang insieme al maître, siamo insieme da allora. E questo per me, soprattutto nel proseguo del tempo, soprattutto con i clienti, crediamo di aver fatto un buon lavoro e continueremo sicuramente a farlo, perché abbiamo sposato, tra virgolette, il progetto di Alberto, che è comunque uno chef, una persona ambiziosa, e chiaramente sono arrivati con la stella Michelin, la seconda stella Michelin. E poi chi lo sa, insomma, siamo molto ambiziosi, abbiamo voglia di fare e non ci fermeremo. Infatti devo dire che quando abbiamo iniziato questa diretta stavo proprio per raccontarvi che l'ultimo, ma il produttore Grammer, ci fu una degustazione storica, immagino, ecco, dove appunto c'era il tavolo del produttore. Io non lo conoscevo sinceramente, ho imparato tutto chiaramente grazie al mio lavoro, e quindi chiaramente fu una bellissima esperienza, cioè essere assieme, di fianco a un produttore di così alto livello, stimato veramente da tutti. Difficilissimo da avere anche, perché non si sposta raramente. Ecco, anche perché evidentemente Alberto Faccani, oltre ad essere chef, comunque ha sempre seguito i vini in modo particolare, è sempre stato presente anche a degustazioni, ricordo di San Patrignano, di tanti eventi che furono fatti in quell'occasione, perché chiaramente San Patrignano ha avuto anche l'occasione di far arrivare tutti i più grandi senza nessun problema, e quindi complimenti quindi a questa vostra famiglia del Magnolia. Tra l'altro devo fare veramente un complimento, ma in realtà è proprio dovuto, il fatto che questo mi sembra addirittura l'unico ristorante che si presenta proprio come un ristorante, quindi non è il solito edificio, il solito adattamento, no? di qualsiasi locale dove chiaramente si prende appunto la gestione, e qui immagino non ci fosse nulla prima. Era una pensione sopra in realtà, ma poi dopo è stata modificata completamente, e quindi quando poi è arrivato Alberto... ecco, quindi la facciata è proprio quella di un ristorante che magari esiste, ma non in Italia, secondo me, magari che sono i Paesi Baschi, cioè un posto dove arrivi, dove il grande chef 3 stelle Michelin, che sono Martin Berzategui, ha fatto questa cosa proprio in funzione della cucina, perché effettivamente arrivare al Magnolia si capisce appunto che è tutto fatto in funzione della cucina, e chiaramente poi anche del vino, quindi della relativa esperienza. Quindi bene, quindi carte dei vini, cantina. Per fortuna Alberto ha iniziato, diciamo così, oltre alla sua grande passione anche per il vino, appunto, che anche perché viene dall'Enoteca Pinchiorri, e la prima cucina qui era proprio quella dell'Enoteca Pinchiorri, proprio cucina dove si cucina, non so se è ancora qua. Una parte sì, una parte è ancora quella che si portò via quando andò via. Quindi avere avuto a che fare con Giorgio, lo dicono anche sommelier del calibro di Gardini, chiaramente è stato. Con sé, quando si parla di enoteca, dell'enoteca è un'enoteca, diciamo, quindi con bottiglie incredibili aperte, con anche un clima tutto particolare, insomma, che si è portato dietro. Noi qui cerchiamo di fare veramente il massimo per quello che è, diciamo, la clientela che viene qui al ristorante Magnolia, che nel corso di questi anni ho cercato di inquadrare, diciamo, per poter fare una carta dei vini, non dico a persona, perché segue ovviamente quello che è il mio gusto, ma poi è quello che secondo me si adatta di più alla cucina di Alberto. Perché poi c'è da dire che questo riconoscimento che mi è stato dato, di cui sono molto orgoglioso, parla principalmente di un abbinamento vino-cibo, quindi di un wine pairing effettivamente, perché qui al ristorante Magnolia circa su 10 clienti che entrano qui, 8 fanno l'abbinamento vini. Quindi è una percentuale molto, molto alta, che mi fa divertire molto, che mi piace molto fare,
e di conseguenza però abbiamo una necessità di selezionare anche dei vini che abbiano delle caratteristiche non solo da singola bevuta, ma proprio quasi al calice centrato sul piatto. Quindi l'abbinamento è molto importante, diciamo, l'assaggio da parte mia e anche dei ragazzi della sala è importante sui piatti per capire esattamente il giusto abbinamento. Abbinamento che non viene fatto solo con vino, ma proponiamo anche bevande come appunto birra, oppure anche tisane, facciamo succhi di frutta, un po' alla nordica, diciamo, in alcune situazioni, quando il piatto certamente. secondo noi e non ci sta male anche il sake, se vogliamo. Assolutamente. Abbiamo dei ragazzi giapponesi in cucina che ogni tanto ci danno qualche input di questo tipo, perché il mondo è bello anche il vino o le bevande alcoliche o diciamo il cibo stesso non ha confini, quindi è giusto proporre, secondo me, dal mio punto di vista, dal punto di vista dello chef, la soluzione migliore per quel piatto. Tante volte, per esempio, ci sono alcuni clienti che dicono: ma magari su questa degustazione vini io ci avrei messo questo, oppure avrei messo più un vino italiano. Perché magari proporre qualcosa di straniero, fra virgolette? Io rispondo semplicemente che secondo me non esiste il chilometro zero per forza. Chilometro zero quando è valido è una buona scelta, quando invece viene fatto semplicemente per partito preso non lo considero una cosa giusta. Quindi io cerco di dare al cliente la cosa migliore per me, il vino migliore per me, che può provenire dalla Norvegia, come dal Sudafrica, come dall'America. Non vedo la difficoltà, insomma, in questo, perché il vino non ha confini. Ecco qua, quindi parliamo di abbinamento, accostamento anche di grandi bottiglie, perché poi è un'esperienza anche questa enogastronomica, no? Oltre che quella appunto dei piatti, e quindi anche col vino chiaramente si può viaggiare molto e quindi magari si può far assaggiare qualcosa che magari sarebbe difficile proporre a chi magari viene semplicemente al ristorante, e si può far assaggiare anche qualche cosa che chiaramente conoscono solo gli esperti, ecco, in certi casi. Questa è la mia ricerca, quello io nel mio tempo libero, quello poco che abbiamo lo passo per cantine o per produttori o per manifestazioni, perché il vino non è solo per chi fa questo mestiere un lavoro, ma è la passione, è tutto quello che, come per gli chef, ecco, effettivamente. E se fosse come l'Enoteca Pinchiori, dove in un certo senso si va per il vino e magari si apre una bottiglia, ecco, invece in questo caso qui, in questo caso siete pronti, chiaramente ci sono le grandi bottiglie. Noi abbiamo 450 referenze che spaziano da grandi produttori come possono essere Gaia in Italia, Conterno, Giacomo Conterno in Piemonte, abbiamo Tenuta San Guido, quindi con Sassicaia, grandi rossi e anche grandi vini italiani, bianchi. Oppure noi siamo appassionati appunto di Francia, e chi viene qui sa anche che ci sono alcune etichette difficilmente reperibili, perché per fortuna abbiamo delle assegnazioni che vanno indietro nel tempo e che manteniamo, e quindi questo nei Champagne abbiamo una carta molto molto ampia, ma anche su alcuni grandi vini rossi e bianchi francesi, sia di Borgogna, principalmente di Borgogna che di Bordeaux. Quindi Romane Conti, per esempio, è quella che mi viene in mente, no? Che quindi non è poco, ecco, quindi riuscite ad avere già da diversi anni abbiamo l'assegnazione e la manteniamo, e in carta ci sono, per fortuna c'è qualche grande appassionato che viene a condividerla, perché è una condivisione, voglio dire, anche con noi che apriamo queste bottiglie così importanti. In effetti, perché poi il sommelier è sempre quello che deve assaggiare, che magari il cliente lo guarda un po' male se non è proprio esperto, perché comunque il vino assaggia, lo beve anche lui, ecco, quindi, e penso che i vini poi in realtà si bevono così alla fine, ecco, quindi l'esperienza Romanée Conti poi in modo particolare è un vino che assaggi. Appunto, se sei un addetto ai lavori, perché chiaramente la cifra è abbastanza elevata. Ecco. Parecchio elevata, perché sono bottiglie introvabili e tutto il mondo fa la fila per avere queste bottiglie. E sono anche di grande qualità e comunque meritano anche quel prezzo, lo dimostrano i produttori di vino che magari fanno la colletta per poter assaggiare uno di questi vini, perché chiaramente se bevi Romanée Conti capisci appunto
come si deve fare il vino per ottenere appunto il massimo, e quindi non è solo un discorso di collezionismo, è la storia, certo, insomma, è la culla un pochettino di tutto. certo. E devo dire comunque che tantissimi clienti, che si tratti di Romani Conti o anche di altri vini anche meno pregiati, la cosa bella della condivisione del vino è che spesso vogliono assaggiare con te, nel senso che dicono prendi un calice e parliamo un attimo del vino, che cosa mi sai dire di questo vino? Dal mio punto di vista è un confronto, diciamo così, perché ci sono persone che hanno una cultura enologica e gastronomica elevatissima, insomma, hanno girato, le persone che si siedono qui hanno girato immagino anche che molto, si sceglie una bottiglia del genere. Quindi allora, se volessimo dire un vino, dai, perché con il chef si parla di piatti, diciamo, adesso abbiamo detto Romani Conti, chiaramente costa 20-21, quanto è in carta da voi? No, 21.000 euro? No, la Tash 2015 siamo sui 4.500. Ah, ecco, quindi non è proprio, però comunque è sempre comunque, ecco, quindi no, ecco, diciamo un vino invece con un buon rapporto qualità-prezzo, perché il sommelier è un po' quello che magari sì, deve percepire lui lo stipendio, però magari fa risparmiare, no? Piuttosto che aprire Gaia, magari c'è un vino che può darti le stesse emozioni, magari c'è un'annata particolare di un produttore, no? Sì. Sommelier chiaramente conosce, sì. e quindi l'emozione può essere la stessa a un prezzo minore. Allora, il riferimento a quelle bottiglie è un pochettino complicato, però a me piacciono parecchio le annate vecchie di Cantina di Terlano. Le annate vecchie di Cantina di Terlano, quindi siamo in Alto Adige, nella Weinstraße, che è la Bolzano verso Merano, sia a base Chardonnay che Pinot Bianco, diciamo, fanno uscire a spot ogni tot delle annate vecchie, che mantengono, diciamo così, in condizioni di temperatura e pressione costante in cantina, assaggiano e poi decidono che è il momento di farli uscire. Si chiamano rarity e sono principalmente, se si parla poi di Borgogna, magari viene in mente questo paragone con lo Chardonnay. Quando esce lo Chardonnay mi viene in mente 1985 anche abbiamo bevuto, e sono vini di una freschezza incredibile a base Chardonnay di Cantina di Terlano, e bevuta straordinaria per molto meno il prezzo di cui parlavamo, anche rispetto a Gaia. Ecco, questo può essere un consiglio, mentre invece se rimaniamo in Romagna... Se rimaniamo in Romagna, in questo momento io trovo sempre molto interessante un produttore che è Paolo Francesconi. Paolo Francesconi nel Faentino è un vigneron proprio di grande talento, perché non è, a differenza di altri, in un territorio vocatissimo, perché non si parla delle prime colline di Brisighella o di Modigliana, diciamo, o di Predata. Siamo nella parte proprio appena Santa Lucia, siamo proprio nella parte di pianura. No, effettivamente me l'ero un po' dimenticato, perché so che esiste, anche perché poi ha un fratello, mi sembra, pianista, che ha sposato una famosa cantante, eccetera, eccetera. Infatti negli spettacoli poi si parla del fatto, quando vengono in Romagna, che chiaramente hanno bevuto del vino, e la cosa è molto interessante, però è praticamente uno di quei personaggi dove magari non mandando le bottiglie alle guide poi non viene fuori nelle varie guide Ice, Gambero Rosso, e quindi è un pochettino il mio diciamo così, il mio pensiero è legato a questo, perché è veramente un vignaiolo di talento, perché appunto, come dico, non ci sono tante condizioni ottimali, tira fuori dei vini che sono veramente fatti bene, dall'Albana al Pagadello. Certo, ma lo andiamo a trovare, perché effettivamente mi ero sfuggito, mi ero dimenticato, un po' come quello che dicevamo prima, Mancini. Quel Mancini là dei terrazzamenti dalle parti di Gabice. Quindi io ringrazio chiaramente il migliore sommelier della mia regione, Emilia Romagna. Poi c'è la Bottura, non so se lo dice ancora, diceva il migliore ristorante di Modena è l'Osteria Giusti, quindi è il migliore praticamente anche dell'Emilia, quindi anche della Romagna, a questo punto anche dell'Italia, e allora a questo punto d'Europa e anche appunto del mondo. Ecco, poi invece è successo che è diventato lui il migliore in assoluto,
però è sempre modern, È sempre modern. sempre tutto modern. E quindi bene, vi salutiamo qui appunto da Cesenatico, tanti auguri ad Alberto Facani, che ovviamente come chef arriva più tardi, perché voi invece può sembrare strano che il sommelier è già qui appunto a quest'ora del pomeriggio in attesa del servizio della sera, perché il sommelier si occupa anche della sala e della cantina. Sala, cantina, poi ci sono delle cose pratiche da diciamo, esplicare, come appunto l'arrivo quotidiano del vino, diciamo così, inventariato di quello che è la cantina, le bottiglie vanno, diciamo così, poi abbiamo un sistema di numerazione addirittura delle bottiglie, quindi in modo tale che una persona che venga qui al mio secondo, per esempio, possa andare a trovare una bottiglia nella cantina trovandola senza problemi, perché abbiamo una codifica. Quindi questo sono parti, diciamo, quindi tecniche. c'è un lavoro quotidiano, perché il ristorante è aperto alla sera, nel weekend anche a pranzo, quindi sabato a pranzo, domenica a pranzo, e poi c'è il giorno di riposo. No. Quindi tutte le sere, e quindi ci sono questi due pranzi e c'è questo lavoro durante appunto il giorno, già dalla mattina. Allora, noi entriamo alle, diciamo, qualcuno entra per le 14, diciamo così. Quindi c'è questo lavoro appunto che va fatto, va mantenuto, chiaramente per poter far funzionare un ristorante 2 stelle Michelin, Jean Restaurateur e anche le soste. Ecco, quindi sono queste due directory. Bene, saluti da Cesenatico, barra provincia di Forlì, Cesena. Ecco qua.